Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme la zuppa inglese. La zuppa inglese è uno dei dolci più classici, più fatti che ci siano, credo. È una preparazione buonissima che ha due creme, una pasticcera e l'altra al cioccolato. Il tutto viene unito a una base che può essere di pan di Spagna oppure anche di savoiardi. Se vi siete persi la mia ricetta dei savoiardi, vi allego la scheda qui. Allora, però adesso noi veniamo alla ricetta e vediamo quali sono gli ingredienti per fare la zuppa inglese. Ci occorrono 6 tuorli, 210 g di zucchero semolato, 70 g di amido di mais, la scorza di un limone e di un'arancia biologica, 150 g di cioccolata fondente, 750 ml di latte intero e un pan di Spagna da 220 g circa, diametro di 18 cm. Per la bagna ci occorreranno 150 ml di acqua, 150 ml di alchermes e 120 g di zucchero. Per la guarnizione finale 50 g di cioccolata fondente. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di tritare la cioccolata, questa che useremo praticamente per fare la crema alla cioccolata. Quindi abbiamo messo in una ciotola la cioccolata fondente. Adesso prendiamo l'arancia e la grattugiamo direttamente sopra. Adesso andiamo a grattugiare la scorza del limone direttamente in un'altra ciotola. Per grattugiare il limone trovo più pratica questa grattugina, perché adesso vi faccio vedere, raccoglie bene la scorza e non facciamo fatica assolutamente, vedete? Va a finire direttamente. Poi se vi piace trovate anche il link in descrizione della grattugina. Adesso andiamo a prelevare i tuorli che ci servono. Ok, adesso scaldiamo il latte in un pentolino. Io ho qui una piastra a induzione. Mettiamo prima il latte nel pentolino e andiamo a accendere. Allora, adesso nel frattempo che il latte sta scaldando, andiamo a montare i tuorli con lo zucchero. Aggiungiamo lo zucchero. A questo punto possiamo aggiungere anche l'amido di mais. Allora, una volta che il latte avrà sfiorato il bollore, mettiamo direttamente nella nostra ciotola dei tuorli e lo zucchero e andiamo a incorporare.
Ok, ho trasferito direttamente il composto di latte, tuorli e zucchero nel mio pentolino. Adesso andrò a girare con una frusta per far addensare. Ok, la crema si è addensata, è pronta, spegniamo la fiamma, sì, l'induzione, e mettiamo la metà della crema qui dentro, nella ciotola dove abbiamo messo la cioccolata e la scorza dell'arancia. Ok, l'altra metà la mettiamo dove c'è la scorza di limone. Ora andiamo a sciogliere la cioccolata. Quindi abbiamo ottenuto una bellissima crema di cioccolata aromatizzata all'arancia. Invece da questa parte abbiamo la crema pasticcera. Andiamo a mixare bene perché sotto avevamo messo la scorza del limone. Qui abbiamo ottenuto invece una bella crema pasticcera aromatizzata al limone. Allora, adesso non ci resta che mettere la pellicola trasparente a contatto della crema per non formare quel odioso velo, diciamo, sia nella crema pasticcera che nella crema al cioccolato. Mettiamo per bene, così. La crema la livelliamo un attimino. Adesso non ci resta che aspettare che le due creme si raffreddino. Allora, le due creme si sono raffreddate, le ho messe in due sac à poche usa e getta, come potete vedere, le mettiamo un attimino da parte e adesso pensiamo a fare la bagna. Dunque, la bagna che faremo naturalmente è quella classica, è quella all'Alkermes. Qui abbiamo quindi 150 ml di Alkermes, 120 g di zucchero e 150 ml di acqua. Io la voglio diluire per rendere la bagna meno alcolica, perché ovviamente l'Alkermes è piuttosto alcolico, quindi se devono mangiarla anche dei bambini, dei ragazzini, è meglio comunque smorzare un po' l'alcol. Però se siamo sicuri che non devono mangiarla dei bambini, la zuppa inglese, possiamo fare anche 300 ml di Alkermes, quindi direttamente una bagna alcolica. Ok, quindi passiamo a mettere lo zucchero nell'Alkermes, così, e poi mettiamo anche l'acqua e piano piano andiamo a sciogliere lo zucchero nell'Alkermes. Se vogliamo fare una cosa un po' più veloce, possiamo anche scaldarla un pochino nel fuoco con un pentolino, però tanto comunque lo zucchero si scioglierà e non ci saranno problemi. Quindi, messa da parte un attimino la bagna, prendiamo il pan di Spagna. Se vi siete persi la ricetta del mio pan di Spagna, vi lascio la scheda allegata, dove però troverete un pan di Spagna più grande. Qui in descrizione, insieme agli ingredienti, vi lascio ovviamente le dosi di questo pan di Spagna piccolino che sto usando per questa zuppa inglese. È uno stampo da 18 cm e poi le dosi ve le troverete tranquillamente. Quindi seguite il mio video con le dosi che vi allego qui sotto. Allora, detto questo, dobbiamo tagliare il pan di Spagna. Prima tagliamo la parte superiore e poi tagliamo a metà il pan di Spagna.
Allora, facciamo una leggera pressione con il coltello e appuntiamo così. E poi lo facciamo roteare. Ok? Una volta fatto questo, possiamo, sempre tenendo la mano salda, così, tagliare il pan di Spagna. Lo giriamo, togliamo leggermente il coltello e rifacciamo. Rigiriamo e rifacciamo la stessa cosa. Lasciamo sempre la mano sopra per vedere dove sta andando la lama. Per sentire magari. Ok, quindi abbiamo tagliato il nostro pan di Spagna, mettiamo l'altra metà in un altro piatto e adesso lo bagniamo con l'alchermes. Quindi con un pennellino da cucina andiamo a intingere nell'alchermes e bagniamo il pan di Spagna. Allora, abbiamo bagnato il pan di Spagna. Per sentire se l'abbiamo bagnato bene, mettiamo appunto la punta delle dita in questo modo, vediamo se il pan di Spagna ha assorbito bene. Possiamo anche, senza aver paura naturalmente di romperlo, girarlo e bagnarlo anche dall'altra parte. Direi che ci siamo adesso. Delicatamente lo prendiamo, rigiriamo. Allora, io ho optato per un pan di Spagna da 18 cm perché voglio fare la mia zuppa inglese in una bella coppa, così si vedranno tutti gli strati sia del pan di Spagna con l'alchermes che delle creme. Quindi prendiamo il pan di Spagna e lo posizioniamo delicatamente nella coppa. Una volta posizionato nella coppa, continuo a bagnare leggermente i bordi per colorarli un pochino. Quindi abbiamo messo dentro la nostra bella coppa il primo strato di pan di Spagna, l'abbiamo ben bagnato, lo lasciamo un attimino da parte perché adesso andremo a bagnare il secondo strato. Andiamo a posizionare le creme, quindi prendo la prima sac à poche, vado a tagliare, non c'è bisogno di beccuccio, vado a tagliare lasciando facendo un diametro immaginario di 1,5 cm. Ok, adesso vado a posizionare la mia crema in questo modo. Ok, una volta messa la crema al cioccolato, prendiamo molto delicatamente lo secondo strato di pan di Spagna e lo adagiamo sopra, così. Ok, quindi tagliamo l'altra sac à poche e facciamo la stessa cosa, quindi partiamo. Adesso livelliamo un pochino la nostra crema. Allora, ecco qui la coppa di zuppa inglese è praticamente quasi pronta, manca soltanto il cioccolato a scaglie che andrò a mettere sopra. Quindi gli altri 50 grammi di cioccolato mi servivano da tagliare a coltello e mettere direttamente sopra. Ok, ho tagliato a scaglie il cioccolato e adesso non vedo l'ora di metterlo sopra la zuppa inglese.
Ecco qui la zuppa inglese è terminata, quindi che dire, oggi non posso fare la prova assaggio purtroppo perché la zuppa inglese va messa in frigorifero per almeno 2 ore, così si compatta bene e si stabilizza. Se vi è piaciuta questa ricetta, quindi fate un bel like e non dimenticatevi, mi raccomando, di iscrivervi e di attivare la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!